e spero che mi capisci. No, troviamo come che dire Giampaolo Borsetto, un traduttore simultaneo che traduce. Allora, mi do un compito particolare di solito in questi frangenti, perché si arriva a questo punto che tutti sei un po' con i visi tristi, perché dicono ma quanto pensi sta lì in questa situazione che ne viene descritta e che inferno che dobbiamo vivere. Allora il mio compito è proprio questo, cioè cercare di far capire che in realtà quello che pare un obiettivo irraggiungibile non lo sei affatto. Allora, questo compito richiede uno sforzo e di solito faccio anche un esperimento e vi domando quindi di applicarvi un attimino. Per un attimo, solo per un attimo, provate a serrare i vostri occhi per qualche secondo, a muovere un attimo la testa e a cercare di far netto tutto quello che durante il giorno vi avete sentito, da quando che vi siete svegliati, da quando che fate coercizione magari e cominciava a dare il giornale o a leggere il telegiornale o a leggere un giornale. Perché per qualche istante di non rassegnarvi al grigiore, alla tristezza dell'87° stato al mondo in cui si riesce a fare affari, in cui si riesce a lavorare. Queste sono statistiche dell'organizzazione Doing Business, un'organizzazione della Banca Mondiale, mi pare. Perché per qualche istante di non rassegnarvi a vivere nel 156° stato al mondo per validità e efficienza del sistema giudiziario. 156° su 180 monitorati. Quindi per qualche istante solo provate a cancellare da vostra mente il fatto di vivere nell'83° stato al mondo per libertà del sistema di informazione. Guarda che per un attimo voi altri che avete fatto il netto di questo grigiore a cui mi abitua questi sistemi di informazione, allora con la mente un po' più fresca rivolgete gli occhi e rivolgete il vostro sguardo da che parte? Mi pare che sia, no? Anche dal nord, più o meno da che parte? E pensate che in 2 ore di macchina, partire da qua da Treviso Nord, c'è l'autostrada, voi altri arrivate in 2 ore di macchina in Austria o in Slovenia e magicamente non esiste uno Stato che ha questo grigiore, che vi impone questo pessimismo, che vi fa arrivare a quest'ora della sera senza un sorriso. Impossibile, no, che vuol ore di macchina, non si è fatto impossibile. Allora, Mico comincia ad andare in giro per i vari paesi d'Europa, mondo, ma comincia come che c'erano gli austriaci, come che c'erano gli sloveni, come che c'erano gli svizzeri, come che c'erano tutti questi popoli. E ho detto, ma cosa hai? 4 bracci, 4 gambe, 2 teste. Ma come è possibile che là si vive in un modo civile e quando gli altri invece vivono in questo grigiore, in questa tristezza? Cioè lavoriamo dalla mattina, chi che si alza a orari incredibili fino a sera, e se qualcuno che fa fatica anche ad andare a dormire, cerca anche di inventarsi giornate che dura più di 24 ore pur di tenere in piedi sta baracca smarsa. E da là in Austria, se per caso o in Svizzera alle 4 del pomeriggio, alle 4 e 5, 10 minuti del venerdì pomeriggio non te ne a comprare il pan, te sta senza pan fino alla mattina. Ma o sti austriaci, sti svizzeri, sti sloveni, non la vogliono lavorare, oppure non capisco, cioè come fai?
Ma come può essere che il lavoro manco di noi altri e vive meglio di noi altri? C'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Quello che non funziona è proprio quel grigiore di cui vi parlavo all'inizio, cioè se quella rassegnazione a vivere in uno stato fallito e che sta in piedi solo perché noi altri ci ostiniamo a tenerlo in piedi, alzandosi ogni giorno, ogni anno che passa, un'ora prima mattina e andando a letto un'ora dopo a sera, pur di ostinarsi a tenerlo in piedi, che non vuol star in piedi, che non vuol star in piedi. Ecco, solo e solamente per questa ragione questo Stato mi opprime col suo grigiore e fa sì che noi altri non abbiamo quel sorriso. Allora, nel momento in cui noi altri che abbiamo aperto gli occhi, che abbiamo fatto un netto di questa tristezza che vi viene imposta dai mezzi di comunicazione che tiene in piedi il sistema Italia, probabilmente saremo molto più vicini alla nostra libertà, alla nostra indipendenza. Se renderemo conto che dipende solo e esclusivamente da noi altri, da nessun altro fattore oltre che alla nostra volontà di essere liberi ed essere indipendenti. È semplice, vero? È semplice quanto incredibile, ma che vuol proprio uno Stato mostruoso come quello italiano per cercare di convincerne che sia impossibile una cosa che invece è semplicissima. Una volta che noi abbiamo realizzato la semplicità, abbiamo capito tutto, abbiamo capito il motivo per cui il progetto politico, democratico, legale e pacifico per l'indipendenza del Veneto è l'unico progetto politico che oggi esiste in Veneto. Non c'è il meglio progetto politico, c'è l'unico progetto politico. Non ne c'è per nessuno. E allora capivo perché quei sondaggi e che se sono all'inizio e probabilmente capimo e facciamo nostro il concetto che non servirà ciapare il 51% o chissà cosa. Realizzeremo che basterà mettere in moto questa macchina del consenso dei veneti attorno al concetto di indipendenza, che l'indipendenza verrà in un tempo più breve di quanto che si poteva aspettare. Voi altri provate a pensare di essere in quella Berlino Est nel 1988 con la Stasi che controllava ogni discorso che diceva ogni tedesco dell'Est, e provate a pensare se quel tedesco dell'Est poteva mai immaginare che un anno dopo si ricascava il muro di Berlino. Ecco, noi altri veneti ci troviamo come i berlinesi dell'Est nel 1988 ad un passo dalla nostra indipendenza. L'unico fattore che ne divide dalla nostra libertà è la nostra autoconsapevolezza. E teniamo presente che è solo che la nostra consapevolezza, perché il resto del mondo lo sa ben del nostro valore dei veneti, lo sa ben perché lo ha conosciuto in millenni, lo ha conosciuto nella nostra età dell'oro che c'era la Serenissima, e tuttora i segni di questa gloria, di questa civiltà, voi altri da vedere i migliori musei del mondo. Andate alla National Gallery, il museo che racconta e mostra al mondo la gloria imperiale dell'Inghilterra. Andate a vedere cosa che trovate quando entra dentro la National Gallery, la mostra permanente. C'è una sala intera del Tiziano Vecellio, Piero De Cador. Andate alla destra, nella seconda sala che trovate subito dopo, c'è una sala intera del Canaletto. Andate alla sinistra e troverai Paolo Veronese. Allora gli inglesi che sotto iscrive Venetian Painters, pittori veneti, e li distingue dagli Italian Painters, pittori italiani nelle tascariere, li riconosce e iscrive la nostra identità che noi altri se abbiamo disdentato. E allora cosa vogliamo dirsi? Quale altra scusa vogliamo darsi? Pur di negare a noi altri stessi, ai nostri fioi, ai nostri vecchi, alle persone che ne vogliono bene, a quei che noi altri vogliamo bene, e il futuro, anzi il presente che si merita, mi dico che non voglio più
più negarmi e negare a queste persone il futuro che mi merito e che si merita. Per questo mi combatto dalla prima ora in cui mi sveglio all'ultima in cui vai a dormire per l'unico progetto politico che esiste, il percorso legale, democratico e pacifico per l'indipendenza del Veneto.